Oh mannaggia, che è successo? Tengo un microfono troppo abbascia. Penso che adesso... Allora, che fine ha fatto Carolina? Che fine ha fatto sta Carolina? Carmine, perché non fai più video? Carmine, perché hai abbandonato Carolina? Mo che stai a fare? Che lavoro fai? Tempo stesso, nel senso, cioè faccio sempre Carolina, faccio sempre spettacoli. Carolina esiste ancora, non è morta fortunatamente, che ha Cira, c'ho un bello coraggio. Oltre a questo, dovete sapere che io faccio sempre quello che faccio, quindi faccio sempre video quando posso e faccio comunque sempre spettacoli e cose varie, quindi Carolina non è morta. Però voglio rispondere comunque a delle domande di tante persone che dicono ma che è successo? Allora, come ben sapete, diciamo, tante cose sono cambiate, no? Nella mia vita. Ho un figlio. Questo non vuol dire che io smetto di fare video, perché per me fare video non è che è una pazziella e quindi è un gioco. Per me è fatica, è lavoro. Io lavoro facendo video, io lavoro facendo spettacoli e Carolina per me è il mio lavoro, ok? Quindi non è che ho fatto un figlio e basta, non faccio Carolina. Non si tratta di questo, si tratta di altro. Il punto è che faccio video dal 2014, dove ho realizzato circa 600-700 video di Carolina. E mi ricordo che inizialmente facevo video tutti i giorni, senza mai stancarmi, perché le idee erano veramente assai, quindi potevo fare di tutto, ok, con Carolina. Con il passare del tempo è normale che la cosa va a diminuire, mi sembra più che ovvio, sia per le idee che ovviamente vengono a mancare, ma anche perché si cresce. In che senso? Si cresce lavorativamente, cresce, diciamo, sotto l'aspetto personale, ok? Quindi magari gli interessi, le passioni, le cose che amo fare si amplificano e quindi vado a fare pure altro, ok? Non è detto che abbandono Carolina, okay? Non ho detto che abbandono Carolina, ma faccio anche altro. Infatti mi sono dedicato a fare tantissime altre cose al di fuori di Carolina e vi parlo sempre dell'aspetto lavorativo, ok? Un secondo canale YouTube dove parlo del mio percorso, di quello che io ho fatto su internet, sul web fondamentalmente, e che quindi mi permette di creare una nuova strada, un nuovo percorso e infine fare nuove esperienze. Come ben sapete, ho messo al primo posto nella mia vita la mia passione, quello che amo fare. Carolina, fare video e il mondo di internet, perché per me è la mia vita e ci sta. Ma dovete sapere una cosa importante, che quei bambini di 10 anni che mi seguivano 8 anni fa, hanno 18 anni, come i loro interessi cambiano, gli interessi di un bambino se arriva a Carolina, arriva, pazzia, tutto a posto, poi crescendo con il tempo gli interessi cambiano e si è interessato ad altro, la gente va a variati cose, tra virgolette, e anche un ragazzo che fa 18 anni può avere altri interessi, come io magari ne avevo 20, me ne tengo 28, le cose sono cambiate, cresco e comincio a vedere il mondo con più direzioni, tra virgolette. Quindi questo mi ha portato ad approfondire e ad appassionarmi a tantissime altre cose. E penso che la stessa cosa è per voi. Quanti anni avete voi? Da quanto tempo conoscete Carolina? E quindi possiamo dire che siamo cresciuti insieme. Su questo canale, sia su Facebook che su YouTube, quello che vorrei riuscire a fare è farvi conoscere anche Carmine, perché fondamentalmente in tutti questi anni che voi avete visto video di Carolina non lo conoscete a Carmine, quindi non sapete nulla proprio di me, a parte cose banali così, ok? Ma non conoscete magari la persona che è Carmine. E quindi quello che io ho deciso adesso, preso questa decisione, è di presentarvelo, ok? Perché tante persone confondono pure, no? Personaggio con persona. Carolina è Carolina, è inimitabile, cioè è lei. E io sono totalmente diverso da Carolina. E quindi ho deciso di mettermi in gioco e di farvi conoscere anche Carmine, che oltretutto è quello che sta sotto la parrucca di Carolina. Con questo non ho detto che smetto di fare video e quindi abbandono, non vi faccio più ridere, non scrivo più una battuta, assolutamente no. Significa che faccio quello, ma faccio pure quell'altro, ok? I video di Carolina non arriveranno tutti i giorni, tutte le settimane, ma arriveranno. La canzoncella, la melodia, il litigio rap, un video, ci saranno sempre, mi sembra più che ovvio. Diciamo che adesso il mondo è cambiato pure, il mondo dei social è tutto molto più shue. Le persone sono abituate a fare su TikTok. Come potete ben immaginare, tante persone stanno su TikTok e quindi maggiormente se devo fare un video lo faccio lì su TikTok perché la gente vede presto, vi 10 minuti un ore, ok? Quindi successivamente nei miei video vi porterò con me nel mio mondo, nei miei nuovi interessi, nella mia vita, nelle cose che faccio, così potrete capire pure magari l'evoluzione che c'è stata da Carolina fino ad adesso, ok? Da 10 anni a mo', perché poi giù parlami di quasi 10 anni, sono circa 8 anni e mezzo, ho iniziato nel 2014 a fare video.
E per me questo è diventato proprio la mia vita. Amo di più fare, cioè per me è proprio la vita questo lavoro che faccio. E quindi allargare gli orizzonti per me è sempre molto importante, sia per una questione di esperienze e sia perché voglio coltivare, voglio comunque portare avanti altre passioni e nuovi interessi. E voi che siete cresciuti con me, siamo cresciuti insieme, tu che tenevi 10 anni e mo ne tieni 18, ti lascio un po' immaginare che magari può essere interessato pure a qualche altra cosa, ok? Qualcosa che può interessare a uno che tiene 18 anni, oltre al fatto di ridere con Carolina e quant'altro. Quindi, con questo vi dico, state tranquilli, Carolina non morirà mai. Ve l'ho detto, chi te ne coraggio da uccidere? È impossibile, ok? Spesse volte, se volete vedere più video, qualcosa di più frequente, su TikTok mi potete seguire, Camere mi piace, e lì pubblico più cose. Tipo ieri ho messo 2 TikTok insieme, quindi ci sta, Carolina non è che non c'è più e non esiste più, Carolina c'è sempre e ci sarà per sempre. Ci sarà solo un'aggiunta di video che io farò, dove magari vi faccio vedere io quello che faccio, e dove ragazzi come voi si possono appassionare a un qualcosa che faccio pure io, o comunque possiamo vedere che abbiamo interessi in comune, ok? Per adesso vi lascio con la curiosità magari dei prossimi video, di quello che andremo a fare, di quello che vi farò vedere, ok? Conoscerete un po' dietro le quinte di Carolina, di Carmine, e scoprirete migliaia di cose che faccio ogni giorno e quante cose sono cambiate comunque nella mia vita e quanti percorsi ho intrapreso, ok? Quindi riuscite a capire poco quello che faccio fondamentalmente. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo molto molto presto in un altro video. Faciti e bravi, mi raccomando. Ciao.